geli, eppure il vento soffia ancora. Ciò che qui va in crisi è l'idea che i cittadini debbano essere inquadrati una volta per tutte in un determinato e soprattutto uniforme contesto istituzionale. Ciascun cittadino, vedendo accresciuto il proprio tenore di vita in forza dell'economia di mercato, è infatti portato ad avere sempre meno fiducia nei lenti meccanismi della burocrazia pubblica, che già oggi è avvertita come inadeguata a soddisfare i suoi standard di vita. L'elevata produttività dei paesi emergenti e la vittoria definitiva dell'economia di mercato su quella pubblica sta portando a nuove forme di aggregazione politica, al cui interno i cittadini saranno destinati a contare in misura molto maggiore rispetto a quanto non lo siano oggi nei vasti stati in cui si trovano inseriti. Gli stati democratici, come li abbiamo conosciuti, ancora fondati su istituti rappresentativi risalenti all'Ottocento, non riusciranno più a provvedere agli interessi della civiltà tecnologica di questo secolo. Fin dal crollo di Berlino e con la fine della guerra fredda si sono create le premesse perché la politica cessi di ricoprire un ruolo primario nelle comunità umane e venga invece subordinata agli interessi concreti dei cittadini. La fine degli Stati moderni porterà verosimilmente alla costituzione di comunità neofederali, dominate non più dal rapporto politico di comando-obbedienza, bensì da quello mercantile del contratto e della mediazione continua tra centri di potere diversi. Fuori da quest'Aula la società fluente, come è stata felicemente definita, corre, mentre qui mi è parso di cogliere alcune posizioni di rassegnata retroguardia, di impaurita difesa di un ordine che non esiste più nei fatti, dello status quo tipico delle aristocrazie decadenti. La nave affonda e l'orchestrina continua a suonare. Viviamo una congiuntura dove la scienza muta di continuo l'esistenza. L'iPad, che molti anche oggi hanno con sé in quest'Aula, estende le facoltà mentali e riproduce in un istante gli esiti di processi secolari. Oggi una corporation come Microsoft o come Google ha un valore strategico e conta nel mondo come o forse più di uno Stato del G8. È cambiata e continua a cambiare la geografia economica e politica del pianeta. 150 anni di esperienza unitaria sono un tempo minimo, un tempo non sviluppato sull'asse dei secoli della storia. Se cambia la geografia, la politica non può restare uguale. Di fatto è già cambiato il rapporto tra rappresentanza e potere. Dinanzi a questo contesto sarebbe davvero miope, colleghi, avvitarci in sterili conflittualità e distinguo che si fondano su categorie storiche superate e fuori dal tempo. Come classe dirigente abbiamo l'obbligo della lungimiranza ed in essa di ripensare e riscrivere il contratto sociale che unisce il nostro popolo e con esso il rapporto con il resto d'Europa ed il ruolo che vorremmo avere nel mondo. Per fare questo occorrono sobrietà e chiarezza di pensiero e di linguaggio. Onorevole Sabatini, questo dibattito è utile, anche se le tribune del Consiglio sono desolatamente vuote, ed è vero. Si riempiono più facilmente quelle degli stadi e dei concerti, ma è così da secoli, pane et circenses. Nei tempi di crisi la gente rifugge anche dalla realtà. Occorre anche il coraggio, onorevole Cucca, pur nelle comprensibili ansietà che questo può destare in alcune coscienze, di ridiscutere i miti, di rileggere i momenti della storia con la lente della razionalità piuttosto che del sentimento e della propaganda. È la realtà dei nostri giorni che ci richiama alla necessità di ridisegnare le nostre istituzioni, al di là delle pur consistenti considerazioni di ordine storico, geografico, sociale ed etnoculturale che ci spingono, oramai da secoli, a sostenere la causa della nostra nazione senza Stato. Non credo, onorevole Campos, che sia un esercizio sterile e privo di utilità con riguardo a tutti quei provvedimenti che lei citava e che comunque dovremmo adottare. Non credo che non abbia riscontro nei pensieri della società sarda. Invero, onorevole Cherchi, non ritengo che la nostra condizione sia inquadrabile nella questione meridionale. La nostra storia non è la storia del Mezzogiorno di terraferma, né della Sicilia, seppure anche queste realtà abbiano buone ragioni di lamentare i danni dell'unità, o meglio della piemontesizzazione della penisola. Sul punto dobbiamo, credo, un tributo di chiarezza e verità storica che ci accomuna. Scientemente l'annessione dei territori peninsulari al Regno ha rappresentato allora per Cavour soltanto l'opportunità di uno sfruttamento massiccio delle risorse per il potenziamento economico, commerciale ed industriale del solo settentrione. È emblematico citare il caso dell'Ansaldo, nata per l'intervento diretto dell'allora ministro Cavour, che affidò ad un gruppo di cortigiani torinesi le strutture della fallimentare azienda meccanica Taylor e Prandi.
Mentre prima dell'unità questa società arrancava nella competizione con le fiorenti industrie meridionali, basti pensare che rappresentava in termini di dimensioni, fatturato e occupazione meno della metà del reale opificio borbonico di Pietrarsa. Già nel 1862, proprio Cavour, ad un anno dall'unità, agli albori dell'Italia del favore delle cortesie, delle consorterie dei gruppi di pressione, che nascono guarda caso a nord, avviò un piano di progressivo smantellamento delle più grandi officine siderurgiche del Mezzogiorno che determinò una crescita smisurata e artificiosa dell'Ansaldo, alla quale furono indirizzate non solo tutte le commesse statali per la realizzazione di locomotive e materiale ferroviario, bellico e navale, ma anche tutte le commesse degli opifici meridionali che venivano smantellati. E la Sardegna? Lasciatemelo dire con le parole di Giuseppe Mazzini, che non credo nessuno possa tacciare di separatismo. La povera, la buona, la leale Sardegna, che pure la culla d'Italia, i re l'hanno sempre tradita e non risorgerà se non sotto una bandiera di popolo. È vero, questa nostra terra è stata appaltata a terzi, sfruttata nelle sue risorse, umiliata nella propria lingua, nella propria cultura, nelle proprie tradizioni. Eppure, fiera, sopravvive per riscrivere oggi la propria storia. Oggi parliamo di indipendenza, che nessuno può confondere con separatismo, secessionismo o autarchia, e che noi intendiamo come migliore integrazione. E parliamo di indipendenza per negare, per condannare il suo contrario che ben conosciamo, la dipendenza. Noi abbiamo proposto l'idea di una marcia pacifica del popolo sardo per l'indipendenza, per coinvolgere le coscienze e l'opinione pubblica, per far comprendere allo Stato che è cessato il tempo degli indugi. Bene, credo che questa marcia potrebbe avere come simboli i luoghi della dipendenza. A cominciare dalla speculazione nei boschi, quando migliaia di ettari concessi agli amici liguri e piemontesi che hanno disboscato un quarto della superficie dell'isola per produrre rovere per le traverse di ferrovia e carbone per alimentare le industrie della Francia alleata di Cavour. E i giacimenti minerari, anch'essi concessi agli amici d'oltremare, sfruttati e dopo essersi esauriti comprati a spese dello Stato coi fondi per lo sviluppo. E poi la chimica. L'idea della chimica nell'isola era stata concepita sull'onda del piano di rinascita. Già nel 1960 l'ingegner Rovelli circolava a Cagliari nei vecchi uffici del credito industriale in cerca di udienza per farsi finanziare i progetti. Dopo un po' di anticamera trovò il canale giusto per farsi finanziare il piano per Porto Torres, con un espediente. I finanziamenti erano stati previsti per le piccole e medie imprese con un massimo di 6 miliardi di lire. Non bastava, e la SIR ripartì l'intero investimento del ciclo produttivo in una miriade di società. Mentre al CIS andavano avanti le pratiche di Sire Rumianca con il tramite della Cassa per il Mezzogiorno e la BEI, il modello è quello dell'industria pesante. La SIR comprò la Rumianca di Renato Gualino, a Villa Cidra la Snia Viscosa rilevò una fabbrica di fibre, a San Roque spuntò la raffineria. Nella chimica il giro del tavolo portò il manager ad amministrare prima aziende pubbliche e poi private. È sempre la solita beffa. Apparentemente i soldi vengono stanziati per la Sardegna, nella realtà questo denaro serve a finanziare le speculazioni di gruppi imprenditoriali che non hanno lasciato ricchezza nell'isola, ma disagio, inquinamento e tutt'al più un po' di cassa integrazione. Noi crediamo sia giunto il tempo di dire basta a tutto ciò. Sulla partita degli interessi vitali della Sardegna, dalle risorse all'ambiente, vogliamo essere sovrani. La via maestra è per noi l'indipendenza in una nuova architettura costituzionale ed europea federale. Di fatto la stessa Unione Europea è già su una frontiera avanzata con la definizione delle macroregioni, che partendo sul quadrante baltico si propongono con forza anche nel Mediterraneo ed inevitabilmente disarticoleranno gli Stati nazionali per come li conosciamo ora per riaggregarli sotto nuove forme. Di fatto il pensiero federalista, sconfitto nel XIX secolo non sul piano delle idee e del consenso, ma da trame diplomatiche e dalla forza militare, non si è mai spento come ipotesi politica alternativa di autogoverno. Oggi il federalismo non è più solo argomento di doti accademici, ma è divenuto bandiera cosciente di lotta e di forti masse, proposta di rinnovamento e di progresso democratico. Questa sfida non può essere limitata ad una sfida di governo, ma governo e popolo devono marciare uniti. E per noi l'unica via perché questo avvenga è l'Assemblea Costituente. Non inganniamoci, i tempi ci sono, abbiamo fatto leggi in un giorno in questa legislatura. Approvare una legge per l'elezione dell'Assemblea Costituente necessita al più di qualche settimana. Il procedimento elettorale può chiudersi in 90 giorni e se dessimo 6-8 mesi all'Assemblea Costituente per elaborare la bozza di Statuto Costituzione, tra un anno esatto questa potrebbe essere in quest'Aula per ricevere la sanzione ufficiale e per avviare il procedimento costituzionale di approvazione parlamentare.
è un fatto di volontà politica. Occorre confrontarsi e dal confronto, come ha già detto e anticipato il collega Marinchedda, siamo pronti ad accettare altre e migliori soluzioni che riescano a garantire la partecipazione popolare al processo. Alle solite Cassandre dell'impossibile, alle Cassandre del non si può, consentitemi di riservare pochi istanti per concludere con le parole di una famosa opera di Pablo Neruda. Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Lentamente muore chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Grazie. Eppure il vento soffia ancora.